Oggi, 27 luglio, un Giacomino, per restare questa volta, si va a scoprire l'Istria meridionale, o anche il tavoliere delle Istrie. Più facilmente Mario Del Look. Istria? Istria. La torre vicino a Cassizza. Sicuramente un antico tabor trasformato poi in un campanile di una chiesa. Nel paesino di Visinada, fuori dalle rotte turistiche, infatti qui si è conservata una certa ariosità antica. Notiamo alcune cose artistiche, come ad esempio due pozzi, dei colonnati, il leone di San Marco con il libro chiuso, per questa era una zona di confine, ed un duomo alle nostre spalle che ha un campanile quasi casolino. E sotto la piazzetta troviamo una fontana tipica degli anni 30. Un leone di San Marco, una lapide del 1726, prima della fine della Repubblica Veneta. Dietro la piazza di Visinada si trova un ampio panorama con alle mie spalle la città di Montona e sullo sfondo l'Istria grigia dei monti dell'Avena. Come ricorda Guido Miglia, la zona fra Valle e Dignano era ricordata come la via dell'olio, che qui veniva prodotto abbondante e molto generoso. Nel centro di Dignano. Fronte la meraviglia adriatica delle isole Brioniche, dove il maresciallo Tito usava soggiornare arrivando a Fasana, che era un porto, una specie di città militarizzata. Su un molo prendeva un piccolo traghetto e giungeva in una villa sfarzosa che si trova ancora lì. Gli ospiti Nasser, Haile Selassie, Richard Burton, erano qua Sofia e Lore.
bellezza di questo luogo è testimoniata da queste ville alle mie spalle, che sono i resti di antiche ville romane.